occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fiore. Maria Vergine, sarà Dio fatta solo il caffè. Non chiede via nessuno che ti abbia impignato dal fuoco. Venga, Dio, ciao! Allora sapevi che mi sto dura da recce! No, felicità! Guarda Serafina, che penso mi va così che bevo anche un po'. Beh, stettente, già che siamo qua, arriva il momento di fare la prova a Alicia. Dai, non dire, ma che va che passa a San Becco, non se mette più il fuoco in letto, e così non sporchiamo fini su qua sera bronze, Attenta felicità, che pressa detto. Assa che beviamo un giosso di caffè, prima no. Anche che sia un bel vento pure, che non sente i lenzuoli sull'erba, così sta fatto un buon profumo. Sì, Maddalena, non sta sfaticando tanto che te sia l'ultimo mese e il tuo fiore può nascere da un momento all'altro. Ho voluto aspettare di farlo sola in suoi flash. Tutto bene, cara Maddalena? C'ho un pallito condizione. Ma magari si sta sentendo sotto qualche tocchetto, lo so, ma che se tanto da fare non posso mi stare qui mai. E sì, entra. Ascolta, mi raccomando, dopo quando potrei sentare la roba, non sta mettere massa le mani in boia, che l'acqua è ancora fredda e potrei venire fuori le bucanze secco. E ricordati, cara, che a casa le occhio è sempre una gran fatica, anche se io chiamo il mal di smentegon. Il mal di smentegon? Sì, il mal di smentegon. Perché una volta che il fiore si è nato, insomma, sei così contenta di avere il suo potere tra i bracci che si dismentica tutto quello che aggrappa Dio. Se è vero, so perché se ne fatica a mettere al mondo un fiore, Vabbè, proprio chi te parli, che fiori non ti ne mai avuto e anche non ti si mai sta maritando. Basta che non con mi essere maritata per mettere al mondo un fiore, secco. Ma cosa dici tu? Sono che lei? A lei un uomo alto che andava in casa di Atina con un bel cappello E qui come fai a saperlo? Cara, perché batteva 3 colpi a porta e dopo gli diceva libe Tina, libe, e dopo gli soffiava e gavaravo su dire versi, no, se no posso correre che battesse a porta. Sì, ma ora ti gelito sempre a finestra che ti guardavi st'uomo. Ma dico sai che mi de notte dormo poco e ora mi metto a guardare fuori dalla finestra anche se è scuro. Sì, ma te lo sai che a curiosità l'ha copaigato. Sì, che lo so. Ma la soddisfazione lo cari porta in vita. Ma tasi, vai asi, deve cugnare. Ciao donne, ma è vicerella ieri, non poteva mica avvisarmi prima del suo che arrivava, ma neanche ne pagasse più dei quattrini con tutto il lavoro che ne dà da fare. Lavoro? Beh, quando che ne dai la paga, cara, ma se come che facessi Alice anche lui. E dopo un varone, così. Ma che passa solo che 4 skate, lei sostanze ai nostri. Vero. Sente, arriva il viceré e mio marito mi ha detto che devi lavare bei bicchieri di cristallo e le tagli i rami della cucina col saldame E posso occorre che tuo marito che metta a pesa sui nostri mestieri e lui è da fare il suo mestiere in cantina, se qui io ci lavoro che pensa al suo mio. Guarda cara che mio marito ciappa gli ordini direttamente dal viceré proprio perché lei è un cantiniere e non servo come te. Ecco, e ora dite che pensa gli affari sui che sia meglio e che beva manco vinta e caselta va a dirgli Mio marito non beve vino, lo assaggia solo. suo marito col vaso in canne, ma lo sai a solo. Si fa un giossetto di vino rosso e so, e di bianco e so che va, e di rosso e so che va. Insomma, ma tuo marito, e tu stai in marina, perché guarda che quando che vieni su da camera, e passa, e vero,
per vedere le sue proprietà. Ah, ma è ora, beh, non che ho più tempo per fare i mestieri, perché ora arriverà più tardi, no? Ma come arriverà più tardi? Sì, perché... Ascolta, ma se non sapevo neanche quando che parte, non doveva che sapevo quando che arriva. Ma che nessuno si frega, sì, cara, te devo andare a scuola gli occhi da piccola. Non lo so. Sì, lo dico mi. Beh, c'era tanto per dire, tanto mi non sarò neanche su sta casa qua, perché ho fatto a Vaisa e parto. Beh, io sei ferma su atti. Dove credito dentare quei buchi di tua nonna? Guarda Marco, il fiore di Alusia che me l'ha promesso una pianta nuova. No, cara, ti devi aiutarmi qua in cucina a me e a tua pianta nuova puoi aspettare? Ma mamma, la pianta la si secca. Attenta, sento quello che temo ora. E dicevo a Lucia che arriva sul fiore Marco che la viene qualunque pianta da piantare per terra prima che si secca. E va bene così. Va bene, così è manco. Lo vedo. Avevo capito che te ne tenevi più a Marco che non che a pianta si secca. Sai chi? Felicita sempre per chi anche torna a casa. No. Andrò via domani mattina, perché prima voglio sapere se ne sarà un puteo o una putea a Madaena. Ah, che stai bene? Sei una curiosa. Ma cosa fa? Ma sei ora Maddalena? Non so. Lei Beatrice, mi ha mandato Mario con la benedetta donna, capì? L'elevatrice ma sei capito di mica un movimento di passo strano. Non avevo mai avuto così qui altri Insomma, io che sei nei campi. Ma se non è nei campi, non sta lì. Maddalena, se non che sei l'elevatrice, ma ti aiuterò via. E guardate, devo di adesso, avanti. Adesso, brava, respira in fretta come che fai canta con una cosa. Serafina, ma cos'è che facevi lei di tesora? A te avevo detto che l'avrissimo fatto sui letti quando che Maddalena l'aveva comprato. E adesso Maddalena che ha comprato e te poi da far sui letti? Beh, cara, te potresti anche dare ma intorno che prima o ribrassi, Beh, solo questa volta però che non ti credi, Aspetta, vai avanti lungo, perché ti sei quel che dice voglio far bene saltami addosso e fammi lavorare manco che posso. Come mai che sono le campane a ste ore di notte? Maria Vergine, che paura che ho! Mamma, dove sei tu, mamma? Sei in letto? Che cosa è successo? Ma aspetta che vado fuori a ridere. Sarà successo che cosa di brutto? Martina, dove sai tu fuori adesso? Vado a letto un po'. Ma non ti credi mia Mattia? Non capisco idea. Vai, andate. Mamma, avevo paura mia! Benedetta, torna in letto. Cosa sei successo? I ladri! Mi sono dato male canonica dal spazio! E cosa che roba in canonica? Ma i 5 salari mica le applicati in canima! No, ma per 5-6 anni fa tutto sto bacano. Guarda che parte per te qua! Mi viene con quel poco che le la gente e 5 salari! Sempre 5 salari ed è qui Bonia che l'ha fatto su nel marino. Ciao, beh, ma i ladri si mi stai ciapando. Sì, vai là. Qualche dunque da cosa di Roma Costa avuto qui il Correa più forte dei miei. E questo scuro qua, si sparì. Ciao, beh, ma Sarà dei porca morti de fame. vai a attenta, ma sicuramente come gli egoli. Anni c'era mia tanto fuori cani morti di fame. E perché l'arte non si corre mia tanto? Ma come se la fame al passadore? A proposito
potuto dare, signora Assunta, e che io ho capito? Sì, la solita pacciolosa e stiamo anche ascoltando. C'è nessuno in casa? Condizione! Cosa vuoi io? Signora, ha sentito venire su un temporale e abbiamo rotto il calesse. Siamo anche tutte muoie. Il servitore Sara è andato a aggiustarlo. Può benissimo stare qui finché non torna. E mi sala, avevo tanta paura del temporale che mi viene il batticuore e vado via col fiato. Ma io mi viene il batticuore e vado via col fiato. Ma ti vedi le cose, metti giù il cappello nero e vieni qua di sia il focolare. Sì, resto qua a camminare finché non cessa. Sì. Non ti senti una come che tambura ciò? E guarda che essa distantissima, Maria Vergine che sorpreso. Guarda Lucia, visto che fissi qua, è meglio che te vai torni e vai a un po' che le fette del salato qua stesse ore e anche un po' quel pan di scuola. Ah no, ma non occorre, grazie. Abbiamo già mangiato la pensatina. Ma io ho ancora fame, e se domani non mi brotto nella panza, mi va via il fiato e casco per terra, sfinita. Anche io me ne via il fiato e casco per terra sfinita. Già, ecco qua, a sentire che poi. E se quello è Mario e il Mario. Dite sì, la fiora del checco, fiora che stava in roncaglia vicino all'Onglea, e che vendeva le risate in via Sbaglio. Dite sì, la Lucia, quella che mi prestava i pennini per scrivere, sì, ma già era sempre scritta. Ma che contenta che so che ma guarda dove che sei chiamata. Ma ti ricordi che quando che c'era qui a scuola cantavi i musicanti aiutavi a tirare sul petto una stella e che c'era il Toni e il Madego più vero del paese che tirava il postale e portava insieme al carro. Questa maritare stava il pensionista per farsi non so. Ah, care, anche a me che buttavo il fen sul muso. Benissimo che eri anche con altro. Beh, zero qua altre cose. Vabbè, vedo che ti vivarei tanti anni, che te troverai presto Mario e che ti cavarai tu fioi, ma no tu hai detto Mario. Cosa volessi tu dire? Che sposerò un vedovo? A tua età cosa speravi? Dai, allora la mi dica, Perché sarà la sta casa un umano? la sento la presenza, la sento e la vedo anche. Sta casa qua, la vendalamma a serpi su, di nome Mesa Lira, che se anche un domani rivarrà gli euro, lui continuerà a chiamarsi Mesa Lira. Sì, e la villa la veniamo affidata per far commedie. Non vedo mica nessuno, No. Ma io non ho veduto un uomo, lo sai? E comincio a spaventare. No. Una volta la cara diceva ciodo batte ciodo. Ma cosa Che cosa voleva dire? Vabbè, nel tuo caso vuol dire che perso moroso, sei riuscito a trovarti in altro. Proprio chi te parli, che non ti segnata marità. Cara, barati il moroso, non l'ho mai perso. Se credo che non mai avuto uno.
le calze, le gomme. I fasciuiti bianca, venni a posto di darmi il naso sua manica, vero come fai così, bianca. E dopo la camisa da notte, metti che magari dormo via. E anche una coppia per cambiarmi. Beh, se mi sporco, mia mi gironta, sario. Ah no. Però qualcosa stavolta, Serafina. non sapevo qua da tipi suoi a discondo. Al scuro. Va su Dio farne a Vaisa, ma che parto? Te parti? Sì. E dove sei che ti vuoi dare? A Vicenza, po'. Ma vai a cosa avete fatto, Vicenza? Andrò in piazza dei signori a contare i colombi. A contare i colombi? Vai a fammi scattarisso e vai a che lindo, vai a. Ma sta attenta, Barbie. Fammi andare perché a chi non cruza il gusto è anche con super donne. Ma ti ha detto tutta sua fanere, Lana, se per caso te lo prego? Cioè, il logo di legno che te è sul buffetto, se per caso te è da caponar qualcosa. Gio, e la petenea che ha detto tolta su, se per caso te è da pepenarti il cocon, non ti tocca tornare in trino. Ma se non vuoi anche il cocon, Serafina? E beh, te l'avrai da pepenarti qualche colpo, ho detto in giro di sbrendenare. Gio, chissà che sia volta buona che parte. Guarda che te lo sentia. E ora per farti un dispetto resto a casa. Ciao qua, Vaisa, parti, fammi una carità, e tirati su a conto e vada che hai di tutta la sua piccolo. Va bene. Tanto guarda che chi ha perso il muso non viene certo a cercarmi mi. Guarda Maria Vergine, te gas a casa in mudanduri, Maria Serrano. Già ho visto che si Vicenza, vanno che bello farti benedire. Se sa mai. Ciao figlia. Cosa è successo? Ma è cosa che sei, Lucia? Ma ieri c'era venuta la benedetta, ma quella la mese scappa via come un misto. Mestiolo, Ma dimmi! se devo partire per andare in America. In merda, ma sei tu sicura? Sì, in 2 o 4 già fatto il paese. E Sabo e va a Genova a zappare la nave che lo porterà in America. Ma come mai ti hai dato questa decisione in 2 o 4? Non sono disperata. Sentate su qua, sentate. Mago. Sì, ma l'amorosa maestra. Ma quale amorosa maestra? Lei parte dallo solo. Insomma, e ora hai mal fatto. Ma vai da più qua maestra. Tu sei maestra amoroso. Ancio, e ora amici. Maria Vergine, cosa hai capito? Dite che in America e te me assi qua da mini soia a che sia mia unica fiore. Adesso dai, non sta preoccupate. Magari potresti venire in catena a me. Che in questa cosa. Gesù Maria Vergine benedetta, posso mai sentire ora Serafina. Anche a te ti toccherà andare in Che Serafina! Serafina! Stamattina, dando in chiesa a messa prima, avevo visto un uomo alto col capello che andava a casa di Atina. L'era ben vestito, con un bel par di stivai e mi avevo sconta. Sì, ma è ora. E ora che ho perso messa. Vabbè, che pazienza che mi Sì, ma dopo però no. Quando che ero in cura e ho sentito che diceva tornerò, Libettina, Maria Santissima, a te me la vai in muso. Guardi a calza del pizzere. sì, è proprio no. Ma e ora adesso ho capito tutto me. La Tina, la Saria, una preda de caccia. Ma cosa dici tu, figlia? Pensi io che San Bene, femmina che pensavo, vai a casa.
è bello che llegare la moglie del viceré. E ora di Rio il Paiaro l'ha sendato un uomo che non c'era suo marito. Ma chi dici tu che sia nato di quel pagliaio? E io sono mica chi? Iseo, chi? Dillo! Senti, Lucia, la sendato col maso io come io. Lucia, mi raccomando, niente spargimento di sangue. ambo. Ma che sta adesso solo chi lo si Hai trovato il scialle? Sì, trovo appena stirato. Per fortuna. Non hai mai detto che stirato. Ecco, ho saputo che abbiamo trovato il Dio il Paiaro. E ora che mi pensa bene di lavarlo e di stirarlo, perché c'ho proprio un bel scialle. Ecco qua, cara. Bella, dammi ora. No, cara, ma sta comodo. Davvio, senza neanche a domandarmi come mai che l'era andata a finire nel Paiaro. Beh, l'importante è se ti ho capito trovato. No, l'importante è sapere come mai che l'era nel Paiaro, casomai. Lo cavava a portare. Nessuno. La Lucia lo sa già. Anche la Benedetta e anche la Serafina. La Lucia lo sa già! E anche la Benedetta! Oddio, e anche la Serafina! Sì. Loro sì, la Madalena no. No, non vi abbiamo neanche ancora detto perché sarà Dio la care. Sì. Addio diremo dopo, perché se no è il latte che diventa capito. Sei meglio che vai a dire troppo il che sei solo che ancora non lo sa! Chi c'è? Chi c'è? Nessuno in casa? torna e l'avevo portata in pesse. Si sente. La Serafina porta il piatto calzato. Signore, ragazzi, siamo già preparati a mangiare per fare la festa. E per me o quanto altri a mangiare. Magari! Ma dopo, ma ne manca formaggio di maglia, vero? Eh sì, perché a bocca non si stracca se non sa davanti. Che c'era una volta un re. Anzi, un viceré. Senta, sul suo sofà. E che disegna alla sua serva.